L'alternanza scuola-lavoro, che oggi viene chiamata PCTO, si fonda su un patto tra scuola e impresa. È regolata da una normativa molto chiara che vieta, ad esempio, agli studenti in tirocinio di partecipare a trasferte nei cantieri oppure di eseguire mansioni riservate ad operai specializzati. Un patto che deve essere rinnovato con il costante monitoraggio da parte di entrambi. A spiegarlo è la dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale Max Planck di Lancenigo. Per i tecnici la norma riserva 150 ore di alternanza scuola-lavoro. Un percorso promosso dalla dirigente che non nasconde di aver anche dovuto intervenire in anni di applicazione diverse volte. Ci è capitato che ci dicano domani mattina parto e sto fuori 2 giorni perché andiamo nel cantiere tal dei tali e lì subito il tutor dice no, fermi tutti. Ma difende la misura come straordinaria occasione di crescita e formazione per i ragazzi. Torno a dire, non priviamoci di una esperienza che risulta veramente fondamentale. Studiamola e approfondiamola, ma manteniamola. Il sistema che paga, spiega Paul, che ha attivato già al biennio ore di formazione sulla cultura della sicurezza, è far dialogare costantemente scuola e imprese. Va stretta veramente un'alleanza con le aziende e quindi il rapporto tra il tutor aziendale e il tutor scolastico è fondamentale. Instaurare il dialogo significa perdere molto tempo perché le aziende devono trovare nella scuola un interlocutore. Sul fronte del contenimento del Covid anche a scuola la curva dei contagi è in salita. Su 1300 studenti i casi sono già 35 gli insegnanti positivi e c'è già chi sta scegliendo autonomamente di tutelarsi. Ora come ora cerchiamo veramente di gestire come normale questo momento. Posso dire che vedo aumentare il numero di docenti che quotidianamente utilizzano la mascherina a prescindere